bentornati nel mio canale. Oggi in questo video ti faccio vedere un po' di cosine che sono arrivate, per una collaborazione speciale gentilmente offerta dal negozio BB Craft. Ovviamente stiamo parlando di articoli creativi, prodotti che userò sicuramente nei video successivi in qualche tutorial, ti farò vedere come li utilizzerò io, ma andiamo a vedere subito nel dettaglio, nello specifico, cosa c'è. Perché da quando ho scelto i prodotti a quando sono arrivati è passato un bel po' di tempo, ma non per colpa dell'azienda, perché ho visto io 2 settimane fa il pacco era fermo a Milano. Poi è arrivato qui a Bronte, solo che quel giorno, guarda caso, io sono sempre a casa, non esco mai. Quel giorno che sono dovuta andare dalla pediatra è arrivato il corriere a portare il pacco che non mi ha trovato e sono riuscita finalmente oggi ad andare a ritirarlo io presso l'ufficio postale. E quindi siccome è passato tutto questo po' di tempo, mi ero dimenticata pure che cosa avevo scelto. Oggi c'è un po' di vento. Adesso nel dettaglio ti farò vedere bene cosa ho scelto e io già ho gli occhi a cuoricino perché non vedo l'ora di utilizzare tutte queste cosine. Io e non solo io, anche Leonardo che ha visto una cosa di suo interesse, un camioncino, un timbro a forma di camioncino. Comunque ti faccio vedere adesso nel dettaglio di cosa si tratta e se questo video ti è piaciuto e sei curioso di vedere come utilizzerò questi prodotti, ricordati di iscriverti al mio canale attivando la campanellina, non ho un gatto, è mio figlio Raffaello, per rimanere sempre aggiornato. Scrivimi nei commenti se hai qualche richiesta particolare per quanto riguarda questi prodotti. Adesso ci vediamo nel dettaglio meglio di cosa che, c'è il neurone che già è così, dai aprili, dai vediamo! Allora, iniziamo da queste fustelle metalliche a forma di tag di etichetta. Sono 1, 2, 3, 4, 5 e queste sono le fustelle da utilizzare con la Big Shot o altre fustellatrici. Se ne avete un'altra è uguale lo stesso. Queste sono quelle di metallo che tagliano carta, cartoncino, gomma eva e feltro, però quello molto sottile. Non vi aspettate che vi taglino il feltro più spesso da 1 mm, 2 mm, perché no, forse 1 mm riesce a tagliarlo, ma gli altri no. Queste sono molto carine e io già so come le utilizzerò. Poi super mega pacco di cotone colorato, una sbocciatina. Allora, è tutto impacchettato in maniera impeccabile, ma ci sono anche Che succede? Questi servono a tenere la matassina in ordine. Che succede? Ma guarda che colori meravigliosi! Vabbè, non li esco perché sennò qui fantastico. Questi da utilizzare con questi che sono gli aghi da ricamo. Si chiamano punch needle e praticamente servono a fare dei ricami molto particolari e questi non vedo l'ora di usarli. Sembrano gli aghi delle siringhette, sì. Molto carino. Ok, poi passiamo a questi. Ecco il camion che diceva Leonardo, che sono dei timbrini in gomma, non so se è gomma o silicone. Comunque questi si usano con questa base, è una, sì, e
con questo inchiostro. È un pacco multicolor praticamente, e anche questo non vedo l'ora di usarlo perché già ho in mente qualcosina. E questo è quanto. Quindi restate sintonizzati perché presto altri tutorial creativi veramente carini. Lasciatemi un mi piace se questo video vi è stato di vostro gradimento. A presto, ciao!